Elezione dei sindaci di Canicattì, Favara e Porto Empedocle, rispettivamente Corbo, Palumbo e Martello. Si chiude il cerchio anche sugli scranni dei consigli comunali. Fioccano vecchie multe da 300 euro per gli sporcaccioni della spazzatura. A recapitarle l'ex provincia. Si tratta di sacchetti gettati in strada. Ad Agrigento specialisti a confronto sul tumore alla prostata, presentato a Roma all'ISMET 2. Il Comune di Agrigento non concede al Coro Magnificat la sala storica delle esercitazioni di Santo Spirito. Il Cepasa ricorda l'archeologo e mecenate Ercastel. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo dell'elezione dei sindaci di Canicattì, Favara e Porto Empedocle, rispettivamente Vincenzo Corbo, Antonio Palumbo e Calogero Martello. L'elezione ha consentito di delineare anche da chi saranno occupati nelle tre diverse realtà gli scranni dei consigli comunali. Il nostro direttore Arturo Cantella. Con il turno di ballottaggio di domenica e lunedì si è chiusa in Sicilia la tornata delle elezioni amministrative per il 2021 per scegliere i sindaci e rinnovare i consigli comunali di 8 centri dell'isola, tra cui quelli in provincia di Agrigento, Canicattì, Favara e Porto Empedocle, quelli in provincia di Caltanissetta come San Cataldo, Adrano nel Catanese, Vittoria in provincia di Ragusa, Lentini e Rosolini nel Siracusano. Chiamati complessivamente al voto sono stati 236.710 siciliani, si sono recati alle urne 99.512 aventi diritto, pari a un dato complessivo del 42,04%, 12,31% in meno rispetto al primo turno di 2 settimane fa. Quindi andiamo a conoscere i consiglieri comunali eletti nel comune di Porto Empedocle. Il nuovo sindaco è Calogero Martello, il candidato sostenuto da Forza Italia, liste civiche, che ha ottenuto oltre il 53% dei voti. Nulla da fare per il rivale Salvo Iacono, appoggiato da Fratelli d'Italia e UDC. Martello ottiene 3.796 voti, pari al 53,74%. Le liste collegate sono Noi per la città, con 1.277 voti, pari a 15,21%, e ottiene 3 seggi in consiglio comunale. L'altra lista collegata è quella di Progetto Comune, che ottiene 1.049 voti, pari al 12,50%, con 2 consiglieri comunali eletti. Forza Italia Berlusconi per Martello prende 1.214 voti, pari al 14,46%, ottenendo 2 consiglieri comunali. Ma andiamo a conoscere la nuova composizione del Consiglio Comunale. A Noi per la città viene eletta Concetta Sacco con 222 preferenze, Veronica Zambito con 179, Giuseppe Loiacono con 167. Per la lista Progetto Comune vengono eletti Giuseppe Grassonelli con 331, Giorgia Caruana con 289 preferenze. Quindi Forza Italia, Mari Lucaci 453 voti, che è anche la più eletta a Porto Empedocle. Il secondo è Giuseppe Iacono con 331, quindi Giancarlo Taormina. Al candidato Iacono Salvatore, detto Salvo, viene attribuito il seggio in consiglio comunale. Vediamo adesso la lista collegata al candidato Iacono. Giorgia Meloni Fratelli d'Italia ottiene 549 voti, pari al 6,54%, con un seggio. Sviluppo per Porto Empedocle 713 voti, pari all'8,49%, con un seggio. Isola Empedoclina 751 voti, pari all'8,95%, con un seggio. Liberi e Capaci 743 voti, pari all'8,85%, con un seggio. Primavera Empedoclina 698 voti, pari all'8,32%, con un seggio. Unione di Centro Lattuca Sindaco 9,84 con 826 voti, con 2 seggi. Ecco, vediamo quali sono. Fratelli d'Italia Roberto Marcolo con 163 voti, Sviluppo per Porto Empedocle Gerlando Di Francesco, Isola Empedoclina Alfonso Scimè, Liberi e Capaci Rizza Agro, Primavera Empedoclina Salvatore Agro, l'UDC Melania Nuari e Bruno Gallo. Il Movimento 5 Stelle prende 574 voti, pari al 6,84%, e viene eletto Salvatore Ersini con 220 voti. Passiamo ora al nuovo sindaco del comune di Favara, che risulta essere eletto Antonio Palumbo, appoggiato dal Partito Democratico e da liste civiche
che raccoglie circa il 65% di preferenze. Niente da fare per il dottor Salvatore Montaperto, sostenuto da Fratelli d'Italia, UDC, e diventerà bellissima. Antonio Palumbo prende 8.558 voti, pari al 64,76%, con le liste che lo sostengono collegate: Favara per i beni comuni con 2 seggi, pari al 7,50%, il Partito Democratico con un seggio, pari al 6,53%. Quindi complessivamente la lista Palumbo Sindaco ha 3 consiglieri comunali. Montaperto Salvatore prende 4.656 voti, pari al 35,24%, a cui viene attribuito il seggio in consiglio comunale. La lista di Montaperto Sindaco prende 7,81%, eleggendo 2 consiglieri comunali. Montaperto per Favara Sindaco ne elegge pure 2, Giorgia Meloni Fratelli d'Italia 2, Vivi Favara Montaperto Sindaco 2, Facciamo Squadra per Favara Totò Montaperto Sindaco 1, diventerà bellissima Montaperto Sindaco elegge 3 consiglieri comunali. Le liste collegate a quelle di Infurna Sindaco prendono Azzurri per Favara, Noi per Infurna Sindaco 2 seggi, Onda per Cambiare Passo con Infurna Sindaco altri 2 seggi, la DC Democrazia Cristiana ne prende 3, Forza Italia Berlusconi per Infurna ne prende 1. Questi i nomi dei nuovi consiglieri comunali di Favara. La lista Favara per i beni comuni elegge Pasquale Cucchiara con 225 preferenze e Angelo Ero Farulla con 160. Il Partito Democratico il dottor Antonio Liotta con 229 preferenze, l'UDC Massimo Milazzo con 367 e Mariano Lombardo con 361. Quindi la lista Montaperto per Favara vede i nuovi consiglieri comunali in Vito Maglio 541 voti e Carmen Virone 335. Fratelli d'Italia elegge Maria Grazia Agnello con 387 voti, Vivi Favara Alessandro Pitruzzella con 380 voti, Carmelo Sanfratello 324. Quindi Facciamo Squadra con Onofrio Nipo 368 preferenze, diventerà bellissima ne elegge 3, Salvatore Fanare, il più eletto in assoluto al comune di Favara, e 1213 preferenze, quindi Mira Mignemi con 642, Marco Bacchi con 583. La lista Azzurri per Favara elegge 2 consiglieri comunali, Ignazio Sorce 362 preferenze, Antonio Cipolla 300. La lista Onda Giuseppe Lentini 758 e Miriam Indelicato 305. Quindi la Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro, che risulta essere il partito più eletto a Favara, esprime in consiglio comunale 3 seggi e sono Gaspare Castronovo con 784 preferenze, Gerlando Nobile con 553, Marianna Zambito con 524. La lista di Forza Italia viene eletto Paolo Dalli Cardillo con 464 voti. A Canicattì viene eletto Corbo Vincenzo, sindaco con 6.799 preferenze, pari al 52,86%. Le liste collegate sono Corbo Sindaco, che ottiene 4.137 voti, pari al 29,79%, con ben 9 seggi. Quindi l'altra lista collegata, denominata Facciamo Squadra per Canicattì, Vincenzo Corbo Sindaco, che ottiene il 16,42%, con 5 consiglieri comunali, per cui Corbo Vincenzo ottiene 14 consiglieri comunali. Passiamo all'altro candidato sindaco, Cesare Sciabarrà, ottiene 6.064 voti, pari al 47,14%. Al candidato sindaco viene attribuito il seggio in consiglio comunale. Quindi le liste collegate sono quelle di Giorgia Meloni Fratelli d'Italia con 1.264 preferenze, pari al 9,10%, ottenendo 2 seggi. La lista civica Cesare Sciabarrà sindaco per Canicattì ottiene 2 seggi con l'11,58%. Quindi la lista Onda Movimento Popolare Regionalista, che fa capo all'onorevole Carmelo Pullara, ottiene un seggio pari all'8,06% di preferenze. Le altre liste o gruppi di liste sono soprattutto Canicattì, che ottiene il 15,12% con 3 seggi, e la lista Forza Italia Berlusconi col 9,93% ottenendo un seggio. Questa è la composizione del nuovo Consiglio Comunale a Canicattì. La lista Corbo ottiene quindi 4.137 voti, eleggendo 9 consiglieri,
e sono Luigi Salvaggio che prende 528 voti, Federica Manna 337 preferenze, Carmelo Ferraro 332, Massimo Muratore 328, Anna Muratore 299, Carmelo Nolfo 292, Marco Cipollina 242, Rossella Ferraro 234, Patrizia Bennici 233. Quindi l'altra lista collegata a Corbo Sindaco, facciamo squadra per Corbo Sindaco, ottiene 2281 preferenze con 5 consiglieri e sono Domenico Licata detto Mimmo 671 preferenze, Calogero Restivo detto Lillo con 404 preferenze, quindi Giuseppe Lo Giudice con 280, Alida Turco con 260 e Anita Alessi con 178 preferenze. Le liste collegate a Cesare Sciabarrà sono Fratelli d'Italia che ottiene 1264 voti con 2 consiglieri comunali, Liliana Marchese Ragona, detta Daniela, con 447 preferenze e Leonardo Raimondo Maria Di Stefano con 212 preferenze. Quindi la lista Cesare Sciabarrà per Canicattì con 1608 voti, 2 consiglieri comunali eletti e sono Giuseppe Lalicata 321 e Diego Ficarra 262. La lista Onda 1119 voti, ottiene un consigliere comunale nella persona di Gianluca Cilia con 343 preferenze. Quindi la lista soprattutto Canicattì 2100 voti, 3 consiglieri comunali eletti e sono Gian Gaspare Di Fazio 400 preferenze, Angelo Cuva 340, Calogero Muratore 308. Per ultima la lista Forza Italia ottiene 1379 voti con un consigliere comunale eletto nella persona di Giuseppe Alaimo che ottiene 480 voti. Signor Sindaco, quanta euforia attorno alla sua persona, attorno a questa sua elezione a capo dell'amministrazione comunale della città? Lo vedete anche voi, già dico parecchia gente che è qua in questa piazza 4 novembre, ciò significa che l'entusiasmo è molto alto, ma un ringraziamento va a tutti i miei concittadini che mi hanno voluto dare questa fiducia e anche a quell'altri che non hanno votato questa parte, per cui dico la porta del comune sarà aperta sia a quelli che mi hanno votato sia a quelli che sono della parte della minoranza e ciò da parte mia ci sarà piena disponibilità anche per risolvere le problematiche che attanagliano in questo determinato momento il comune di Canicattì, anche perché dobbiamo iniziare subito dalla viabilità, dobbiamo iniziare subito dall'ambiente, per cui secondo il mio modesto parere ci sono grandi cose da portare avanti e di concretizzare con poche cose ma dare una risposta ai nostri concittadini. È stata una battaglia dura sin dal primo momento, sia al primo turno che al ballottaggio. Allora, era prevedibile che doveva essere così abbastanza dura, però noi non abbiamo mai abbassato la guardia, eravamo convinti delle nostre forze, siamo riusciti a concretizzare il risultato, oggi ci sono vinti e vincitori, per cui dico oggi è la dimostrazione ancora una volta che noi abbiamo vinto e gli altri hanno perso, per cui non si può vincere la battaglia solo con i web, ma la battaglia si vince con le persone, così come voi vedete oggi qua in mezzo alla gente per risolvere le problematiche. A chi attribuisce questa vittoria, Sindaco? Io lo attribuisco a tutti i miei collaboratori, principal modo a tutte le 2 liste che ci sono state che mi hanno dato un grande apporto e un supporto che non è venuto meno e questo devo dire grazie veramente di cuore alle persone che mi sono state vicine. Perché la gente ha votato nuovamente Vincenzo Corbo? Vuol dire che vede in me la figura molto più vicina alle loro esigenze e io sono sempre aperto a 360 gradi perché Vincenzo Corbo, così come è rimasto 5 anni fuori dall'amministrazione, ritornerà a fare il sindaco, ma è rimasto per 5 anni perché la politica è stata assente in questi ultimi 5 anni. E Antonio Palumbo, il rosso Antonio Palumbo, il comunista Antonio Palumbo, il nuovo sindaco di Favara. Grazie per tutti questi complimenti, ma sono il sindaco della città. Abbiamo avuto la fortuna di essere votati in modo trasversale da tutti i nostri concittadini che evidentemente hanno apprezzato il lavoro fatto in questi anni e soprattutto il progetto che noi abbiamo proposto loro. Sono un sindaco della città, non di una sola parte politica e quindi oggi siamo contenti e soddisfatti per questo risultato. Oggi è il giorno della festa, stiamo festeggiando, siamo tutti contenti, però sappiamo benissimo le grosse difficoltà che ci aspettano nei prossimi giorni e speriamo di poter essere subito al lavoro per risolvere alcune delle problematiche della nostra città. Oggi festeggiamo. Quando hai avuto la sensazione di poter sedere nella poltrona più importante e più scottante di Piazza Cavour? La prima passeggiata che abbiamo fatto per la città, quando abbiamo iniziato la campagna elettorale ormai più di un mese fa,
le risposte che davano i nostri cittadini, come ci fermavano, come ci apprezzavano e come ci davano il loro sostegno. In quel momento sono stato sicuro del risultato finale. Noi abbiamo lavorato in tutto questo periodo, abbiamo seminato e sapevamo quali erano le risposte dei nostri concittadini e oggi va a confermare tutto questo. Il tormentone del ballottaggio è stato quello che se Antonio Palumbo diventa sindaco non ha la maggioranza e non può governare. Antonio Palumbo è diventato sindaco, può governare? Sono sicuro di sì, sono sicuro perché a parte che il sindaco ha dei poteri con questo tipo di legge che gli permettono di lavorare serenamente, però il mio modo di lavorare è quello del contributo, del confronto con tutti. Io penso di riuscire con questo Consiglio Comunale, che è un buon Consiglio Comunale, a fare un buon lavoro. Proporremo atti che vanno nell'interesse della città, proporremo atti che sono per il bene comune. Penso che nessuno dei consiglieri comunali eletti sarà contro queste cose, quindi potremo lavorare serenamente. L'abbiamo fatta e come ho detto in precedenza lo dobbiamo a questa gente che ci ha messo il cuore e insieme abbiamo dato l'opportunità a questo paese di avere un sindaco coerente e serio. Certificazione antimafia non concessa dal prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa alla ditta Sud Conglomerati SRL di Favara. L'azienda era finita sotto osservazione nell'ambito dell'inchiesta Xidi e questa la conclusione dell'iter amministrativo volto a prevenire le ingerenze mafiose all'interno di società e ditte che operano nel campo dei lavori pubblici. Il gruppo interforze misto Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, DIA, dopo una serrata relazione, aveva sollecitato il prefetto a non rilasciare la certificazione antimafia alla ditta favarese, più volte finita in passato al centro delle attenzioni investigative. Adesso la decisione di emettere un'interdittiva che pregiudica ogni futura attività imprenditoriale della Sud Conglomerati SRL. Nel corposo fascicolo presentato in prefettura a sostegno del diniego del rilascio della certificazione antimafia è stato inserito recentemente il contesto investigativo emerso nel corso dell'indagine Xidi, laddove emerge con assoluta chiarezza il ruolo opaco della ditta favarese. Ladri in azione lo scorso weekend nel pieno centro di Agrigento. In breve tempo sono state 2 le case a essere prese di mira. Il primo furto in un'abitazione di via Atenea. I malviventi hanno forzato un infisso e, approfittando dell'assenza del proprietario, un professionista agrigentino che attualmente risiede a San Leone, sono riusciti ad entrare. È stata una collezione di monete antiche di grande valore ad attirare l'attenzione dei ladri, che poi sono fuggiti. Il secondo furto è avvenuto invece in una casa lungo il Viale della Vittoria, anche in questo caso di proprietà di un professionista agrigentino. Modus operandi è stato simile al primo furto. Dopo aver forzato un infisso e svaligiato gli appartamenti, i ladri sono fuggiti via. Droga, cocaina suddivisa in dosi e piantagione in casa. 2 arresti tra Agrigento e Porto Empedocle. Vediamo. Nel corso del fine settimana sono state iniziate una serie di attività di perquisizione volte al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti che hanno interessato sia la zona del centro storico di Agrigento sia la zona periferica che è il commissariato di Porto Empedocle. Grazie a questa attività di perquisizione siamo riusciti a trarre in arresto 2 differenti persone, zona Agrigento, zona Porto Empedocle, sia per il traffico di sostanze stupefacenti, in particolare 12 grammi di cocaina confezionate singolarmente per quanto riguarda Agrigento, sia una vera e propria piantagione illegale ritrovata all'interno di un'abitazione a Porto Empedocle, in particolare 7 piante di hashish perfettamente mature, di un'altezza anche superiore a 2 metri, già con la fioritura in stato avanzato. Tutto questo è stato reso possibile grazie sia alla collaborazione delle unità cinofile di Palermo sia alla collaborazione del commissariato di Porto Empedocle, che desidero ringraziare anche sia nella persona del dirigente, della dottoressa Chiara Sciarabba, che dei colleghi del commissariato di Porto Empedocle che hanno lavorato insieme a noi durante l'operazione di ieri sera. E infine abbiamo anche durante il fine settimana ritirato in via cautelare 2 fucili e una pistola a un soggetto non più ritenuto idoneo al possesso di queste armi, dal momento che a seguito di una lite aveva cacciato di casa la moglie. Per questo motivo in via cautelare abbiamo ritirato le armi in ottica di prevenzione.
Per questo motivo desidero ringraziare innanzitutto tutti i colleghi della squadra delle sezioni volanti che hanno reso possibile tutto questo, con cui collaboro da circa 6 mesi, e il questore, dottoressa Rosa Maria Iraci, che ha dato l'impulso a questa attività volta al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti nel territorio di Agrigento. Numerosi cittadini stanno ricevendo multe da 300 euro da parte del libero consorzio guidato dal commissario straordinario Vincenzo Raffo per abbandono di rifiuti. Alcuni fatti risalgono al 2017, quando molti cittadini sarebbero stati pizzicati dalle telecamere mentre si fermavano sul ciglio della strada, scendevano dalla macchina e abbandonavano sacchi di spazzatura in strada in via Miniera Ciavolotta e in piena zona ex Asi. Negli anni successivi, in particolare nel 2018 e nel 2019, il Centro Anticrimine Natura di Agrigento dei Carabinieri avrebbe poi sollecitato il pagamento per le violazioni, ma senza ottenere alcun riscontro. Parliamo adesso di medicina. Specialisti sul carcinoma alla prostata, il tumore più frequente negli uomini, si sono dati appuntamento ad Agrigento, all'Hotel della Valle, il 23 ottobre scorso per la convention sulla gestione pluridisciplinare del carcinoma prostatico, dalla ricerca alla pratica clinica. A guidare il convegno il responsabile scientifico Antonino Savarino, primario dell'unità operativa complessa di oncologia medica dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Il nostro direttore Arturo Cantella. Specialisti sul carcinoma alla prostata, il tumore più frequente negli uomini, si sono dati appuntamento ad Agrigento all'Hotel della Valle lo scorso 23 ottobre per la convention sulla gestione pluridisciplinare del carcinoma prostatico, dalla ricerca alla pratica clinica. Il carcinoma prostatico rimane il tumore più frequente negli uomini, tanto che nei soggetti di sesso maschile rappresenta oltre il 20% dei tumori diagnosticati dopo i 50 anni. Ogni anno in Italia vengono diagnosticati più di 35.000 nuovi casi di tumore della prostata. A guidare il convegno il responsabile scientifico, dottor Antonio Savarino, primario dell'unità operativa complessa di oncologia medica dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Finalmente si ritorna in presenza, ne avevamo bisogno, sentivamo proprio il bisogno di rivederci e di condividere tra l'altro un evento, un'esperienza congressuale in presenza per l'appunto su un argomento di estremo interesse, il carcinoma della prostata. Il carcinoma della prostata è una malattia molto eterogenea. Sono stati fatti grandi passi avanti sia nella diagnostica, sia nella gestione della malattia confinata all'organo, sia nella gestione della malattia metastatica in ambito sanitario. Oggi noi abbiamo delle tecnologie di avanguardia per arrivare precocemente alla diagnosi e per gestire in modo completo sia la malattia per l'appunto confinata alla prostata, sia la malattia metastatica. Chiaramente il sapere medico non può stare all'interno di un singolo specialista, quindi bisogna fare a squadra, così come un po' si fa all'interno della gestione del tumore della mammella. E questo evento vuole mettere insieme i diversi specialisti che si occupano per l'appunto del tumore della prostata, sia il radiologo, sia l'urologo, sia l'oncologo medico, sia il radioterapista e anche lo psicologo per le ripercussioni sulla sessualità che purtroppo questa malattia può portare. E tutti insieme anche ai medici di medicina generale che giornalmente vedono pazienti all'interno dei loro ambulatori affetti da tumore della prostata, tutti insieme dobbiamo discutere e condividere un percorso diagnostico-terapeutico che eviti la frammentazione dell'assistenza e che possa ricucire proprio sul singolo paziente ovviamente la miglior terapia e la miglior diagnosi. Questo ci comporterà di evitare la frammentazione dell'assistenza, di utilizzare al meglio le risorse disponibili e di creare meno disagi al paziente e nello stesso tempo di dargli la miglior terapia. Ecco, nel titolo del congresso c'è dalla ricerca alla pratica clinica.
Sì, perché noi dobbiamo sempre ragionare in termini di medicina dell'evidenza e non di medicina dell'opinione. Noi dobbiamo aggiornarci su quelli che sono i nuovi protocolli terapeutici, le nuove modalità diagnostiche, i nuovi farmaci, e calare nella pratica clinica le nostre conoscenze, il nostro aggiornamento in maniera tale da garantire il miglior percorso di cura al nostro paziente. Quindi il lavoro di equipe paga sempre, professore? Il lavoro d'equipe è sicuramente vantaggioso per il paziente perché riceve le migliori terapie, ma vantaggioso anche per noi operatori che cresciamo insieme, perché è chiaro che se io mi confronto con l'urologo imparerò qualcosa di urologico, se l'urologo si confronta con me imparerà qualcosa di oncologico e così via col radioterapista, con lo psicologo eccetera. È una crescita di tutti gli operatori sanitari che si aggiorneranno continuamente, riunendosi e discutendo ogni singolo caso, ed è un vantaggio enorme per il paziente che si troverà preso in cura da un'equipe, da una squadra di specialisti piuttosto che dal singolo medico. Assolutamente sì, anche se i dati nazionali ci vedono tra le regioni dove è meno diffuso il carcinoma prostatico, ma comunque resta sempre la seconda neoplasia che noi trattiamo a livello oncologico dopo il cancro della mammella, per cui è un problema oncologico molto sentito e molto affrontato a livello multidisciplinare da parte di tutte le figure oncologiche che gravitano attorno alla diagnosi e alla cura del carcinoma della prostata. Oggi si parla di ricerca alla pratica clinica, quanto è importante? Importante perché la ricerca oggi ci porta sempre a nuove metodologie di cura. Oggi nel campo radioterapico si parla di radiomica, di possibilità di maggiore conformazione dei trattamenti per essere sempre più precisi, per migliorare soprattutto la tolleranza sui tessuti sani e la possibilità di aumentare le dosi secondo un programma di dose escalation che ci permette di diminuire il tempo totale di trattamento, aumentare le dosi con la stessa tollerabilità, gli stessi effetti collaterali e diminuire anche il numero delle sedute e quindi degli accessi dei pazienti ai servizi di radioterapia per diminuire l'impatto sulla popolazione, sul numero delle sedute da fare, ma anche dal punto di vista sociale per far sì che i pazienti si possano curare nel minor tempo possibile col massimo comfort. L'iniziativa è importantissima, oserei dire fondamentale, in un momento in cui la gestione delle neoplasie prostatiche deve essere fatta in maniera multidisciplinare, quindi l'incontro tra i diversi professionisti che operano nell'ambito di questo settore devono obbligatoriamente incontrarsi per trovare una via comune e garantire al paziente il miglior percorso diagnostico e terapeutico. Come si ci accorge di essere vittima della malattia? Fortunatamente oggi esistono dei test di screening che non sono molto specifici, ma ci aiutano a capire chi è affetto da malattia, parliamo ovviamente del PSA, ma soprattutto ci aiutano a capire quali sono i pazienti in cui è utile iniziare un iter di diagnostica, oppure il paziente in cui, pur essendo presente la malattia, che in una grandissima parte dei casi è una malattia indolente, è il caso di fare soltanto dei controlli clinici senza bisogno di gravare il sistema sanitario di una serie di esami ed eventualmente di interventi che in realtà non danno nessun aiuto al paziente. L'intervento è preoccupante? No, oggi l'intervento, tra l'altro in una malattia localizzata che noi troviamo nella stragrande maggioranza del paziente, l'intervento chirurgico o la radioterapia o nei casi meno avanzati anche la semplice vigilia attesa, sono tutti dei presidi che ci consentono di avere delle sopravvivenze molto lunghe e tra l'altro con effetti collaterali che ormai sono veramente gestibili, quindi il paziente affetto da una neoplasia prostatica localizzata che fa la radioterapia, la chirurgia o la vigilia attesa può pensare ad un'aspettativa di vita molto lunga con una qualità di vita esattamente uguale a quella della popolazione normale non affetta da neoplasie prostatiche. Abbiamo istituito una prostate unit, cioè vale a dire una unità di trattamento e cure per il carcinoma prostatico multidisciplinare.
di cui io sono il presidente, e poi integrano questa prostate units gli oncologi medici, i radioterapisti, i radiologi, anatomopatologi, più altre figure di contorno come infermieri, segretarie e quant'altro. Lo scopo appunto di questa prostate unit è mettere a punto un modello organizzativo per la cura, per la diagnosi e il trattamento della patologia maligna della prostata, in maniera da usufruire di tutte le competenze dei vari specialisti all'interno di un unico percorso diagnostico, senza che il paziente debba un giorno recarsi da uno specialista, un giorno dall'altro. Gli specialisti tra di loro non comunicano e quindi il percorso del paziente diventa sempre più difficoltoso. Invece in questo caso il paziente viene messo al centro dell'attenzione e gli specialisti dialogano fra di loro e quindi c'è un completamento di competenze fra tutti. Teniamo presente che il carcinoma prostatico, che è la neoplasia maligna più frequente nell'uomo, rappresenta una vera e propria pesante ipoteca sulla salute dell'uomo. Cioè, ogni anno in Italia vengono diagnosticati 45.000 nuovi casi di carcinoma della prostata, vengono eseguiti 14.000 interventi di prostatectomia radicale, vengono eseguiti oltre 20.000 trattamenti radioterapici e intorno a questa problematica del carcinoma prostatico si muovono molte aziende farmaceutiche con nuovi prodotti che finalmente hanno portato a un allungamento di quella che è la sopravvivenza complessiva dei pazienti affetti da carcinoma prostatico, ma anche quello che è il tempo che intercorre fra la diagnosi della malattia e la comparsa di metastasi, che prima era solo di pochi anni, invece ora con le nuove cure abbiamo possibilità di ritardare la comparsa delle metastasi addirittura di 3-4 anni. Qual è l'età più preoccupante in cui si può manifestare, in cui colpisce? Allora, il carcinoma della prostata, a differenza di altre forme neoplastiche, può colpire una fascia di età piuttosto ampia, perché ci sono anche la fascia 40-50 anni e anche quella può essere colpita dal carcinoma prostatico, soprattutto perché esistono delle forme familiari in cui c'è un imprinting genetico e quindi si manifestano precocemente fra i 40 e i 50 anni. Non di meno, comunque in realtà la maggiore incidenza di questo cancro della prostata e invece nella fascia oltre i 70 anni, per cui la classe di età 70-80 in realtà è quella più colpita. Inizia la campagna vaccinale contro l'influenza sostenuta dall'azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Ci si vaccina negli studi dei medici di famiglia, nei centri vaccinali dell'azienda sanitaria. I medici hanno già ricevuto le dosi per gli over 65 e presto riceveranno quelle per gli under 65 fino ai bambini dai 6 mesi di età in su. Il periodo indicato per la somministrazione del vaccino antinfluenzale stagionale è fino al prossimo 28 febbraio. A Francofonte, in provincia di Siracusa, squadra mobile e carabinieri hanno arrestato 3 indagati di tentato omicidio contro un uomo di 50 anni. L'episodio risale al 18 ottobre scorso. Secondo la procura si sarebbe trattato di un agguato in pieno giorno, un raid punitivo per dissidi personali. Grazie alla visione dei filmati di alcuni sistemi di videosorveglianza della zona, polizia e carabinieri sono riusciti a identificare i 3, tra i quali 2
due pregiudicati e ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Il comando, giunto a bordo di un furgone, ha atteso l'arrivo della vittima designata. Il cinquantenne ha parcheggiato la moto nel garage di uno dei tre, armato di pistole, è sceso dal furgone e ha cominciato a sparare, scaricando il caricatore e colpendo i finestrini delle auto parcheggiate. Il cinquantenne si è nascosto dietro alcune automobili, ma il killer si è avvicinato alla vittima e lo ha colpito alla testa, quindi è fuggito insieme ai suoi complici. Lui è stato soccorso in ospedale e i medici sono intervenuti a rimedio con una prognosi di 25 giorni. Alexander Ercastel, cittadino onorario della città di Agrigento, mecenate e archeologo, è stato commemorato dal CEPASA, il centro di promozione degli studi sociali diretto da Paolo Cilona. Il nostro direttore Arturo Cantella. Ricordato grande mecenate e archeologo Alexander Hardcastle da parte dei rappresentanti del centro CEPASA di Agrigento, il capitano inglese, trasferitosi poi nella nostra città, è nato a Londra il 25 ottobre del 1872. Una cerimonia sobria presieduta dal professor Paolo Cilona, che insieme ad altri componenti lo hanno voluto ricordare, la mitica figura che ha portato a termine magnifiche opere nella Valle dei Templi e nel monastero di Santo Spirito. Un grande personaggio al quale gli agrigentini debbono tanto per l'impegno profuso durante i suoi 11 anni vissuti nella nostra città, per il suo impegno, per le sue opere, per aver innalzato le colonne del Tempio di Ercole, per aver scoperto le mura a tenaglia dell'antica città di Agragas, per aver portato l'acqua nella Valle dei Templi, per aver portato la luce nella Valle dei Templi. A spese sue, a quest'uomo noi siamo sempre devoti e ogni anno lo ricordiamo 2 volte, il giorno della nascita e il giorno della morte. Agli agrigentini dico, quando andate al cimitero di Bonamorone, portate un fiore sulla tomba del capitano inglese. L'ho ricordato con una poesia invitata dal dottore Cilona, che è veramente un grande operatore culturale e che ricorda tutti i personaggi che hanno fatto qualcosa per Agrigento. Quindi brevemente dirò semplicemente che il Sir Alexander Hardcastle è stato davvero appassionato, amore e disinteressato per Agrigento, gratuito e generoso, e ha creduto, in una sola parola, ha creduto che la Valle dei Templi potesse diventare il meraviglioso patrimonio universale che oggi tutti conosciamo. Allora, siamo qui proprio per ricordare la nascita di questo importante personaggio, mecenate, inglese di nascita e di adozione appunto agrigentino. Ha fatto molto per questa città, ha riportato appunto l'antico splendore di Akragas, questa città, una delle colonie più belle della Sicilia, quindi è un momento importante questo, proprio per ricordare Hardcastle per tutto quello che ha fatto per Agrigento, e speriamo che si possa realizzare anche quanto prima il suo sogno, cioè quello di ritrovare l'antico teatro. Io sono qua stamattina in veste delegata dell'ANIOC in quanto Cavaliere della Repubblica, e il capitano Hardcastle è stato insignito nel periodo della monarchia come Cavaliere al merito del Regno d'Italia. E non possiamo fare a meno di ricordare questa figura e gli dobbiamo dire sempre grazie. Potrebbe anche essere portata oltre i confini e farla entrare nelle scuole, perché questi sono gli esempi che bisogna seguire. Prestigiosa affermazione del coro dell'Associazione Filarmonica Santa Cecilia di Agrigento, diretta da Giuseppe Montanalampo, che ad Altavilla ha conquistato il secondo posto al concorso corale International Choral Contest. In particolare la giuria ha apprezzato molto l'esecuzione del Magnificat del maestro Giuseppe Liberto, tra i massimi compositori contemporanei e direttore emerito della Cappella Pontificia Sistina. Dopo tale importante riconoscimento, che rende lustro alla città di Agrigento, il Santa Cecilia comincerà la preparazione dei prossimi concerti di Natale con una difficoltà appena insorta. Infatti il Comune di Agrigento, dopo 40 anni di positiva collaborazione, ha negato al Santa Cecilia l'uso di una sala non utilizzata a Santo Spirito, sede storica delle esercitazioni corali dell'istituzione musicale agrigentina. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto.
Timbrava il bench della moglie, sospesi 2 dipendenti del comune di Sant'Agata Militello. Si tratta di marito e moglie che, pur risultando in servizio, venivano visti al mercato settimanale intenti ad acquistare generi alimentari ad un banco di frutta e verdura o all'interno di un bar della zona mentre consumavano lunghe colazioni. Il dettaglio nel servizio. I carabinieri di Sant'Agata Militello hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico servizio per la durata di 8 mesi a carico di 2 dipendenti del comune di Sant'Agata Militello. I 2, marito e moglie, sono accusati di assenteismo. Il provvedimento cautelare emesso dal GIP del Tribunale di Patti, dottor Eugenia Liquò, su richiesta del sostituto procuratore della Repubblica, dottoressa Federica Urban, scaturisce dagli esiti di una complessiva attività di indagine sviluppata tra settembre e novembre 2018 dalla locale stazione dei Carabinieri di Sant'Agata Militello attraverso videoriprese effettuate in prossimità degli ingressi alle diverse sedi del comune, servizi di osservazione, controllo e pedinamento e di disamina della documentazione acquisita presso l'ente di appartenenza. Secondo quanto emerso dalle indagini, 2 indagati, dipendenti a titolo diverso del comune di Sant'Agata Militello, si sarebbero allontanati fraudolentemente dai rispettivi uffici in assenza di ragioni di servizio e al solo fine di attendere a incombenze di carattere strettamente personale. Nel corso dell'interrogatorio preventivo, i 2 dipendenti comunali si sono limitati a riferire genericamente di non ricordare nel dettaglio i singoli episodi in contestazione e di aver agito ritenendo di non commettere una condotta penalmente rilevante, assumendo a loro discolpa il fatto di non essere mai stati controllati né richiamati da nessuno. Nel corso di circa 2 mesi di osservazione, invero, sono stati ricostruiti numerosi e circostanziati episodi di illegittimo e ingiustificato allontanamento dal luogo di lavoro, posti in essere non solo dai 2 principali indagati, nei cui confronti è stata messa l'ordinanza interdittiva, ma anche nei confronti di altri dipendenti comunali, le cui posizioni sono al vaglio degli inquirenti. I 2 indagati sono accusati di truffa aggravata ai danni dello Stato e di fraudolenta attestazione della presenza in servizio, reato che comporta tra l'altro il licenziamento per giusta causa per i responsabili delle condotte assenteistiche. Da oggi iniziano i lavori di riqualificazione di Piazza Umberto a Comitini, lo annuncia soddisfatto il sindaco Nino Contino, che aveva promesso questo intervento in campagna elettorale. La piazza, punto di incontro per la nostra comunità e sede frequente di grandi eventi culturali e di spettacolo, dice il primo cittadino, ritornerà al suo antico splendore. È prevista anche la sostituzione della fontana con un'altra di maggiore pregio in pietra ceramizzata policroma e rivestimento in ceramica all'interno delle scalinate con immagini artistiche che rievocheranno i legami storici tra il Nobel Luigi Pirandello e la vita mineraria pregressa della nostra comunità. È prevista una durata dei lavori di circa 60 giorni, per cui l'ufficio tecnico e la polizia municipale si stanno adoperando per predisporre viabilità alternative per tutta la durata dei lavori. Adesso lo sport, basket, Fortitudo Agrigento, Virtus Club Ragusa, 89-64, grande vittoria per la Fortitudo nella giornata dedicata ad Item. Ci sono le interviste. Coach, 89-64 è un risultato abbastanza importante, arriva la seconda vittoria in campionato, ma prima di parlare di questo match sicuramente si parla delle emozioni che si sono provate oggi al Pala Moncada. Quanto è stato difficile affrontare questa settimana? Beh, sicuramente non è stato semplice. Ora io ho conosciuto marginalmente il ragazzo che è scomparso perché ci siamo incrociati la scorsa estate quando io sono arrivato perché lui si stava allenando, non lo conoscevo benissimo, ho respirato negli occhi e negli sguardi dei miei giocatori, delle persone della società, in Christian, nel presidente, quello che era lo sconforto per la perdita sicuramente prematura di Item e del fatto che fosse un ragazzo molto legato alla Fortitudo. Questo me ne ero accorto ovviamente nei pochi giorni che ci eravamo incrociati, perché si vedeva che giocava con una grandissima passione, con il sorriso sulle labbra, per cui immagino quanta sia stata la difficoltà nel dirgli addio in questo modo ingiusto. All'inizio è stato tosto anche all'inizio della partita vivere il pre-partita con la commemorazione e il ritiro della maglia, poi ci siamo sciolti un pochino andando avanti. Sicuramente spero che la partita di stasera dei ragazzi sia stata all'altezza del ricordo di Item, che
ovviamente rimarrà con noi con la maglia ritirata per sempre. Tornando al campo, è una vittoria importante, si cerca un po' di continuità nei risultati. Sì, è una vittoria importante perché dovevamo vincere e volevamo vincere. Abbiamo fatto un passettino in avanti rispetto a quello che volevamo fare, su cui dobbiamo crescere. Mi piace che siamo cresciuti all'interno della partita, l'abbiamo fatto tra il primo e il secondo periodo, soprattutto nell'impronta difensiva che abbiamo dato al match. A metà partita avevamo subito 38 punti, abbiamo chiuso con 64, credo che sia un segnale importante per noi. Non guardiamo la classifica, non guardiamo la partita precedente, cerchiamo di trovare quello che dobbiamo migliorare e cercare di crescere, perché sappiamo che il nostro percorso è lungo, è un percorso di miglioramento, dobbiamo ancora fare bene tante cose, perché anche stasera tante cose non sono andate, ma comunque i ragazzi hanno risposto bene a una settimana di lavoro che è stata tosta, si sono impegnati tantissimo, i carichi di lavoro sono stati alti, abbiamo fatto una partita all'altezza di quello che è stato il lavoro settimanale, andiamo avanti e guardiamo a Salerno. Guardando in ottica nella prossima partita, nei prossimi impegni, quali sono gli aspetti su cui si deve lavorare di più? Ma dobbiamo continuare a crescere sotto il profilo difensivo per avere costanza all'interno dei 40 minuti. Credo che stasera si siano viste tante ottime cose, ma le dobbiamo fare con continuità. Questo deve essere, perché siamo partiti con l'idea di voler essere una squadra che incide tanto in difesa, lo vogliamo fare per 40 minuti, quindi lavorare sulla continuità. Capitano, è una partita sicuramente particolare, speciale, la Fortitudo ha vinto e ha vinto in memoria di un grande amico, di un fratello. Emotivamente è stata una partita ovviamente diversa da tutte le altre. All'inizio, anche se siamo partiti forti, si sentiva l'emotività particolare dovuto a quello che sappiamo tutti quanti. Per quanto mi riguarda ho avuto la fortuna di conoscerlo, di condividere un bel po' di allenamenti insieme, eccellente persona, rispettosa, educata, ma niente, per me personalmente sinceramente sapevo che sarebbe andata così, nel senso che queste partite le sento tantissimo. Girando pagina abbiamo fatto una grandissima partita, concentrati, abbiamo fatto praticamente tutto quello che avevamo preparato durante la settimana, loro erano in fiducia, avevano vinto 2 partite fuori casa, quindi erano venuti qua con l'idea che potevano portarci 2 punti, squadra compatta, risposta da tutti i giocatori, da giovani che hanno dato la panchina, abbiamo avuto oggi un po' di rotazioni un po' più lunghe, quindi siamo molto contenti. Pochi giorni fa hai fatto il compleanno, ma hai sempre la stessa carica, lo spirito di un ragazzino. Dove trovi queste motivazioni e quanta carica hai ancora in questa stagione? Sì, ho fatto 36 anni qualche giorno fa e guarda, io dico sempre che il giorno in cui smetterò di avere quel fuoco, quella passione, sarà il giorno in cui dovrò smettere di giocare. Sinceramente vengo ogni giorno in palazzetto con la stessa voglia di quando avevo 15 anni e cerco sempre di migliorarmi, secondo me è fondamentale, io credo che si può migliorare anche a 40 anni. Sto cercando anche di migliorare anche aspetti dal punto di vista tecnico, sto cercando di essere un po' più aggressivo dal punto di vista offensivo, cercando di essere un po' più aggressivo dalla linea 3 punti. Questa è una squadra, secondo me, ha bisogno di me, qualcosa in più in attacco. Devo trovare le dimensioni giuste perché per tanti anni ho giocato in un certo modo, la squadra ha fiducia a me. Sono contento, mi diverto, anche questo secondo me è fondamentale, divertirsi, perché siamo fortunati, facciamo il lavoro più bello al mondo e dobbiamo onorare quello che facciamo. 2 vittorie, 2 sconfitte, qual è la vera fortuna? Ancora abbiamo da migliorarci, abbiamo da migliorare tantissimo. Secondo me oggi abbiamo fatto la miglior partita, ma già anche la partita contro il Ruvo abbiamo giocato per momenti molto bene in attacco, abbiamo subito tantissimi punti, soprattutto fuori casa ci hanno fatto 81 punti, oggi 64, questa è una squadra che soprattutto in casa deve difendere fortissimo, il nostro DNA deve essere la difesa e poi ovviamente quando difendiamo tanto possiamo anche prendere facili punti in contropiede. Adesso il calcio, eccellenza, domani l'Acragas recupera la partita di domenica scorsa, rinviato il match contro il Casteltermini, causa tempo, i dettagli con Carmelo Lentini. C'è molta attesa per il derby agrigentino Acragas Casteltermini che si gioca questo mercoledì in recupero allo stadio Esseneto.
La gara, come si ricorderà, sarebbe dovuta giocarsi domenica scorsa allo stadio, ma un'ordinanza sindacale ne aveva vietato lo svolgimento a causa dell'allerta meteo lanciato dalla Protezione Civile. Era successo tutto in meno di 24 ore dall'inizio regolare della gara e con la vendita dei biglietti allo stadio in pieno svolgimento. Purtroppo bisogna tenersi dinanzi a tale decisione e l'appuntamento è stato solo rimandato di qualche giorno. Infatti la Lega Calcio Sicilia è prontamente intervenuta con un proprio comunicato ufficiale autorizzando il rinvio della gara a questo mercoledì 27 ottobre alle ore 15:30. A questo imprevisto si è fatta subito trovare pronta la società cragantina, puntualizzando che il biglietto acquistato in precedenza è ugualmente valido per il match di recupero. Nel contempo ha anche reso noto che da lunedì scorso è riniziata la prevendita dei biglietti, ma non sono mancate le immancabili lamentele da parte di una buona fetta di sportivi. Parecchi di loro che avevano acquistato il biglietto per assistere al derby di domenica dovranno rinunciare per motivi lavorativi. È l'altra faccia della medaglia e per questa volta occorre avere pazienza. Ritornando alla gara di questo mercoledì, la società dell'Acregas raccomanda di presentarsi alle porte dello stadio Seneto con anticipo. L'apertura avverrà alle ore 14:30, in quanto occorrerà presentare, oltre al biglietto elettronico nominativo, anche il Green Pass, che dovrà essere controllato dagli steward tramite verifica elettronica. L'arbitro della partita è stato riconfermato, Giuseppe Asaro di Marsala, mentre i suoi collaboratori saranno Francesco Conti di Enna e Vincenzo Settipani di Marsala. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.